Il Veneto è stato interessato l'ultima volta nel 2010 da un evento di alluvione, di allagamenti molto consistenti, rotture arginali, situazioni di piena e quindi quella volta abbiamo preso una bella botta e quindi capiamo benissimo, comprendiamo la situazione drammatica che si è verificata adesso in Romagna. Da quella volta alcuni interventi sono stati fatti, bacini di laminazione, specialmente nel Veneto centrale, però tutto il resto del territorio continua a essere abbastanza scoperto. Penso in particolare alle piene del Piave, l'ultima si è verificata di grande consistenza nel 1966, lo sappiamo, e da quella volta interventi strutturali consistenti non ne sono stati fatti, quindi noi patiamo ancora una situazione di rischio nei territori del Veneto orientale, ma anche il resto della regione ha dei patimenti. Dobbiamo mettere mano a degli interventi che siano strutturali e significativi. Attenzione ce n'è, il problema è che molto spesso laddove si procede, si individua e si vuole procedere con qualche intervento strutturale, ci si scontra con la contrarietà della popolazione locale che non vuole questa o quell'opera. Bisogna fare in modo che tutti siano sensibilizzati affinché ci siano dei consensi e non dei dissensi.